Quando vieni dall'ospedale impari anche una vita nuova, quindi anche noi non sappiamo come affrontarla. Ho seguito la signora Rosa per qualche mese e abbiamo fatto un percorso insieme di supporto psicologico domiciliare. Di più si basava sul parlare, uno sfogo, lei mi ascoltava anche perché io avevo difficoltà a parlare, però lei riusciva a capirmi, ad ascoltarmi le mie paure, le mie ansie. Siamo partiti da una grossa difficoltà proprio a verbalizzare e pertanto utilizzavamo questa tabella per comprenderci con grande sforzo e impegno della signora. Mi aiutato tanto anche la mia famiglia, perché io ho 3 figlie femmine e anche loro hanno collaborato con la dottoressa e mio marito. Trovarsi da un giorno all'altro con una situazione così delicata non è semplice, perché ti trovi spiazzato, è un cambiamento di vita da un momento all'altro, neanche da un giorno all'altro, è da un momento all'altro. C'è chi riesce a superarlo da solo e chi non riesce a superarlo da solo ha bisogno proprio di un supporto psicologico per poter accettare quello che è successo. Quando una famiglia ha un parente in difficoltà, che può essere una persona anziana o disabile, è inutile, cioè anche la famiglia ne risente, non è un problema solo della singola persona, ma diventa un problema di tutta la famiglia. Qualcosetta mi ricordo, ma dopo l'età, la memoria. E a volte subentrano anche dei sentimenti, non so, di rabbia, di impotenza, di frustrazione, nervosismo, perché comunque sei costretto a cambiare anche delle abitudini quotidiane, di vita, insomma anche le dinamiche tra i componenti della famiglia cambiano e quindi a volte ci si sente travolti da queste cose e c'è bisogno a volte di mettere un po' da parte la rabbia, un po' il nervosismo, e a volte farlo da soli è difficile, a volte bisogna anche trovare la forza di chiedere aiuto. Prima non accettavo tanto la situazione, perché non è mica facile accettare una situazione così, perché ti cambia la vita proprio, te la cambia, specialmente in certi momenti. E dopo piano piano mi sono convinta che è così e sono riuscita a accettare la situazione. Ecco. Il riscontro è stato positivo, c'è stato proprio un miglioramento sia dal punto di vista del rapporto psicologico che si è creato, quindi della relazione e della maggior confidenza che le persone hanno acquisito via via durante il percorso e della loro apertura nei confronti di questo dialogo, e quindi la possibilità di esprimere le proprie emozioni, i propri vissuti in modo sempre più libero e aperto. Le famiglie veramente hanno bisogno, hanno assolutamente bisogno. Se non hai nessuno sei disperato, sei disperato.